La presenza del film di Polanski mi mette un po' a disagio. Non andrò alla sua cena di gala per non rischiare di dover applaudire. Sono dichiarazioni dirompenti, quelle della presidente di giuria Lucrezia Martel, che fanno esplodere subito la polemica alla conferenza stampa d'apertura della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il direttore del festival, Alberto Barbera, seduto al suo fianco, risponde così. La storia dell'arte è piena di artisti che hanno commesso crimini di varie nature, di varia gravità, di varie entità. Non per questo abbiamo smesso di prendere in considerazione e in moltissimi casi ammirare le opere che hanno prodotto. Questo vale anche per Polanski. Barbera difende perciò a spada tratta il Polanski artista, separandolo dall'uomo. Ho visto il film, mi è piaciuto molto, l'ho invitato, non ho avuto nessun dubbio sul fatto che fosse opportuno invitare il film. Non sono un giudice a cui viene richiesto di esprimersi in base ai criteri e ai principi della giustizia se un artista debba o no andare in carcere per quello che ha commesso. Come individuo sono un critico cinematografico a cui viene chiesto di giudicare se il film è meritevole o no di partecipare a una competizione. Questo fatto, il mio lavoro finisce lì. Anche sulle scarse quote rosa presenti al festival, direttore e presidente di giuria hanno idee divergenti. Per Lucrezia le registe andrebbero più considerate anche nella selezione. Barbera invece non ne fa una questione di genere. Introdurre delle quote per assicurare un certo numero di posti alle registe donne sarebbe offensivo, perché vorrebbe dire che si verrebbe meno all'unico criterio che deve presiedere a una selezione, che è il criterio della qualità dei singoli film. Tutti gli altri criteri, che siano di carattere politico, sociale, o antropologico o etnologico, sono criteri dal mio punto di vista inaccettabili. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'inizio a Venezia è davvero scoppiettante.